finita. Basta la croatica, purtroppo l'abbiamo salutata, non è arrivata al traguardo. Invece la nata di Grugnasco si sta propinquando verso il traguardo. Essendo una nata galeggia. Certo. Qui vedi invece la tecnica è diverso. Il componente dell'equipaggio che è davanti è più alto, mentre quelli dietro sono inginocchiati. Tecnica opposta rispetto alla carta botte che abbiamo visto prima. Una che funzionano entrambe. Sembrerebbe di sì. Una carta botte un pochettino più artistica sta scendendo con il pettorale numero credo 381. 381 è dal nome assai curioso, ovvero a Erika non piace, a Mary. Che cosa non si sa, possiamo intuire, ma potremmo intuire sbagliato o potremmo intuire giusto. Secondo lei è riferito alla barca, no? Ovvio, sì, cosa hai pensato? Niente, assolutamente. A una piace l'acqua calda, l'acqua di mare, all'altra piace l'acqua salata, l'acqua dolce, l'acqua salata, sono cose che capitano. Sì, certo, sono A cose Erika non diverse. piace l'altro come si chiama, che l'ho cancellato di nuovo? A Mary Bo. A te piace? Che cosa? Dipende, forse. Dipende. La nata 380 ha giunto al traguardo, congratulazioni ragazzi, percorso completato anche per voi. 382. Le pedine dalla Spezia, sono tutte donne immagino. E sono Miriam, Roberta e Chiara, vai ragazze. Che avete una fans qui in cabina di commento, in area di commento, per la E cabina. io tengo per le pedine, certo. Mi sembra anche corretto. Altra carta un po' in arrivo, stiamo accelerando nuovamente. Un bene o male. altro Titanic che questa volta mi sembra un pochettino più resistente. Arriva da Milano questo Titanic con il numero 383. Accanto alle